Buongiorno da Adria, siamo con il sindaco Bobo Barbuiani, che tra l'altro è un grandissimo appassionato di rally, anche tra l'altro un grande pilota. Che mostra è questa? Tra l'altro vediamo nello sfondo una bellissima gigantografia del grande Arnaldo Cavallari, che sicuramente viene ispirata a questa mostra. Allora sì, sono i 40 anni dell'anniversario del primo rally di Adria, che poi è diventato Rally del Pane. Per 4 anni è stato Rally del Pane e poi è diventato Rally di Adria del Polesine, dalla scissione di Arnaldo Cavallari con gli amici del Ferrari Club. È dedicata un po', c'è tantissimo materiale qui dentro, ci sono tutti naturalmente i manifesti di quel periodo, ma soprattutto una cosa di grande valore sono tutte le coppe di Arnaldo Cavallari che ha vinto nei suoi pluridicennali. Questa è una coppa di Arnaldo Cavallari che è stata consegnata a lui da Mario Angiolini, che è stato il boss del Jolly Club. La cosa che mi ha colpito più di tutti è questo piatto qui, dove c'è scritto: al mio più caro amico maestro Arnaldo Cavallari, con ammirazione e affetto Sandro Monali. Perciò questo è un pezzo veramente da 90. E abbiamo cercato di mettere insieme tantissime cose, una mostra di automodellini della Lego di Aldo Borgato, famosissimo, molto bello, qualche filmato del rally nostro e una serie di fotografie. Tra l'altro ci sono le coppe tue. Qualcuna sì, ma diciamo che... Abbiamo già visitato la sua personalissima mostra E poi c'è questa bellissima Ritmo 130 Abarth, che è la macchina che ha vinto il campionato italiano autostorico con Matteo Luise e Melissa Ferro. L'abbiamo portata qui proprio perché l'anno scorso, 2023, ha vinto questo campionato importantissimo. C'è ancora questa speranza di ritrovare ancora la corsa nelle nostre strade. La speranza è l'ultima a morire, si dice. Sindaco, un ricordo proprio sintetico di Arnaldo Cavallari, visto lei l'ha stimato, anche lei può essere annoverato tra i suoi discepoli. Beh, infatti su un post che abbiamo fatto come Panarelli, ricordando Arnaldo Cavallari, siamo tutti figli suoi, perché tutto sommato è stato lui che ha germogliato questa grande passione per i motori ad Adria. E non solo ad Adria, Cavazza, tutto il basso Polesine, non per niente i più antichi diciamo, piloti sono nati, uno ad Adria e uno a Cavazzere. Arnaldo era una persona molto particolare, determinata, con un grande senso aveva questo desiderio sempre di raggiungere gli obiettivi, no? Nessuno avrebbe mai pensato di portare una gara così importante come è stata portata qui ad Adria. Lui ci è riuscito grazie anche nel momento d'oro della ciabatta, perché poi tutto si lega anche al potere economico. In quel momento lì, dal 1982 al 1990, diciamo che Arnaldo è stato veramente un generoso, è stato presidente Adriese Calcio, Rally e non solo, e tantissime altre iniziative che in quegli anni praticamente lui ha sponsorizzato. Una grande persona.